Beh, direi è l'occasione per vedere le macchine all'opera, 60 persone al giorno, una cassa di espansione che avevamo promesso e che sarà ultimata per fine 2015. Già ad agosto avremo la prima parte che sarà oltretutto in funzione. Tutto pronto, 40 milioni di euro di opere realizzate, 105 ettari di cassa di espansione, 3 milioni e 800 mila metri cubi di questo lago artificiale che si formerà nelle occasioni di piena. Ed è la conferma che i lavori si possono fare? Sì, si possono fare con non poche fatiche, abbiamo sempre l'ufficio complicazioni e affari semplici contro di noi, bisogna cambiare le norme perché la voglia di fare che abbiamo noi amministratori, i nostri uomini, le donne sul territorio poi va a cozzare contro la burocrazia che è anche quella che trova un commissario dell'alluvione come lo sono stato io in occasione dell'alluvione. Cambiare le norme cosa vuol dire? Più poteri ai presidenti di regione ad esempio? Ma vuol dire poteri esclusivi, poteri che ci permettano di incidere e meno complicazioni. Se partiamo dal presupposto che il controllo deve essere fatto sull'onestà, ci fermiamo lì. Verificata l'onestà e la legalità, poi bisogna però avere delle corsie preferenziali. Non possiamo accettare che passa uno in bicicletta per strada, si inventa un ricorso al TAR che non costa nulla e blocca un'opera, ad esempio come questa, da 40 milioni di euro. Che idea si è fatto dei fatti di Genova, Presidente? Beh, che è la storia di un paese che è andato in malora, della Repubblica delle Banane, perché io so che tutti noi amministratori da destra e sinistra abbiamo la volontà di difendere la vita dei nostri cittadini, di essere operativi, di fare le opere pubbliche, ma poi la verità è che vai a cozzare a contronorme e a contro una burocrazia che è assurda. In un momento nel quale c'è il rischio di un'esondazione bisogna dare pieni poteri e riuscire a bypassare tutte le pastoie burocratiche che ci sono. Se fissiamo che un escavatore costa 70 euro all'ora, sono 70 euro e cerchiamo di trovare un escavatore e finiamola con queste storie di avventurarci su gare, su formalità che poi non portano a nulla e abbiamo visto i risultati.